TG Padova, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati. Dunque, scandalo bustarelle per saltare le liste d'attesa e prestazioni in nero. Il governatore Zaia dispone un'indagine amministrativa. Sentiamolo. Abbiamo presentato denuncia, l'ispezione e ovviamente chiarezza fino in fondo e tolleranza zero. Verifiche severe e rigorose, questa è la richiesta fatta dal governatore del Veneto Luca Zaia al team di ispettori incaricati per eseguire un'indagine amministrativa interna sullo scandalo che ha travolto 2 medici padovani dell'azienda ospedaliera. Il mandato è stato assegnato al servizio ispettivo dell'azienda sanitaria Zero. Gli ispettori regionali saranno un dirigente medico, un dirigente esperto in organizzazione e gestione delle liste d'attesa, un esperto amministrativo di contrattualistica del lavoro. La preoccupazione è proprio il fatto che la sanità del Veneto è una sanità molto importante, una sanità che ha sicuramente dei primati che tutti ci riconoscono, ha tra diretti e indiretti oltre 90.000 persone ci lavorano, 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accesso a pronto soccorso. Allora, se c'è una mela marcia, ripeto, se c'è una mela marcia è giusto fare pulizia anche nell'interesse sicuramente del cittadino, del paziente e non ultimo di tutti quei lavoratori che si comportano onestamente nel mondo della sanità.